TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Oggi alle 15 nella chiesa di San Liberale Mauro di Jesolo è stato dato l'ultimo saluto a Giacomo Gobbato. 1 migliaio le persone che si sono raccolte fino al piazzale della chiesa gremita per i funerali del giovane originario di Jesolo accoltellato a morte la sera del 20 settembre a Mestre, tentando di difendere una donna che stava per essere rapinata. A celebrare la funzione il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Quando il feretro è uscito dalla chiesa, dove per garantire la sicurezza erano presenti anche le forze dell'ordine, sono partiti applausi scroscianti. Jack è vivo e lotta insieme a noi. Le nostre idee non moriranno mai. Queste le parole del coro che è stato intonato da molti presenti. Lo riporta la stampa locale. Cambiamo argomento. Ferma restando la convinzione che la patente a crediti obbligatoria da domani, 1 ottobre, non costituisce l'elemento che risolve i problemi legati alla sicurezza nei cantieri, non si può negare che essa rappresenti un passo verso la qualificazione del settore e, per questa via, verso un miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, che rimane per ANCE un obiettivo primario. Fatta questa premessa, spiega il presidente di ANCE Venezia Giovanni Salmistrari, la scadenza di domani, per la quale non ci è parso necessario chiedere un rinvio, non spaventa le imprese nostre associate. E la città metropolitana di Venezia annuncia che partiranno in questi giorni i lavori di consolidamento e risanamento conservativo del ponte sulla Piave Vecchia, lungo la strada provinciale 43 a cavallo tra i comuni di Sandona di Piave e di Musile di Piave. I cantieri avranno una durata di 124 giorni e per concludersi alla fine di gennaio 2025 per un investimento di 1.500.000 euro. L'intervento verrà realizzato sempre a traffico aperto, in quanto essendo la carreggiata sopra il ponte costruita da 3 corsie, verrà chiusa solo una corsia per volta, mantenendo quindi il doppio senso di circolazione. E anche quest'anno il Comune di Milano ha adottato una serie di disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria e ridurre l'inquinamento da polveri sottili, per intenderci PM10, PM2.5 e simili, che nel periodo invernale tipicamente tende a salire. Con l'ordinanza sindacale numero 110 del 2024, adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici dal 1 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, si riattivano così i provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento già adottati l'anno scorso. Tutti i dettagli nel nostro sito notiziaplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.